Oltre all'accusa di strage per l'uccisione di 3 carabinieri, i 3 fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione di Casteldazzano nel Veronese, sono stati denunciati per danneggiamento da parte di alcuni vicini di casa. La violentissima esplosione del casolare, avvenuta lo scorso 14 ottobre, avrebbe provocato danni anche alle abitazioni vicine. La denuncia emerge dalle motivazioni con cui il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato lo scorso 7 novembre le richieste di un'attenuazione della misura cautelare per Dino e Franco Ramponi, che sono detenuti nella casa circondariale di Montorio. Nelle motivazioni che negano i domiciliari ai 2 fratelli, inoltre emergono le parole che il 25 settembre scorso, 20 giorni prima della strage, i due avevano rivolto all'ufficiale giudiziario e ai carabinieri che erano andati per comunicare lo sfratto imminente. I fratelli avrebbero detto di essere pronti con le bombole per quando arriveranno i corpi speciali. Dino e Franco Ramponi sono in carcere a Montorio. Il 14 ottobre furono bloccati all'esterno del casolare esploso. La sorella Maria Luisa invece è ancora ricoverata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Borgo Trento. Il 14 ottobre era stata lei ad innescare con l'accendino le Molotov che avevano fatto esplodere le bombe. L'esplosione e il crollo del casolare hanno ucciso i carabinieri Marco Piffari, Valerio Dapprà e Davide Bernardello e ferito 27 persone delle forze dell'ordine che erano intervenute quel giorno per eseguire lo sfratto e la perquisizione alla ricerca delle armi dei 3 fratelli.